Questa veramente Hai visto che Aspetta, ci sediamo bene. ve lo dico, è curioso, altrimenti non faccio tutto quanto questo preambolo. Vai. Nel codice penale c'è un solo reato che è ripetuto 2 volte, che è l'uccisione animali. Perché è punito 2 volte l'uccisione dell'animale. Non ha senso. Buonasera, cambio turno. Buonasera a tutti, quindi Buonasera. vedo che c'è già qualcuno che qui ormai ci ha fatto l'abitudine, giusto? Sono arrivato ieri, ho dormito qua. Hai dormito qua, Sì, si sì, sta bene? Mi sono messo un'amaca. L'importante è che in Galleria Progetti ci sia ospitalità e sono sicura di questo. Poi abbiamo qui alla mia destra, prego presenta, io vi faccio presentare ragazzi, sappiatelo. Allora, io sono Maria Nicoletta Floris, parlo di motorsport, Formula 1, MotoGP. Mi trovate sui social come la ragazza del motorsport. Bellissimo, bellissimo. Quindi anche io oggi mi farò una cultura generale sul motorsport del quale non so niente. Ma non ti preoccupare, ci penso tutto io. Ma guarda, io non vedo l'ora, perché poi ho un po' di domande da farti, sono molto molto incuriosita. Mentre invece alla mia sinistra abbiamo una figura strautile nell'esistenza, sempre e per sempre. Cosa fai? Sono Alessandro Mura e faccio l'avvocato. Avvocato, ho visto diversi rami, quindi se ci vuoi dire anche un pochino... Sì. Ho letto anche sugli animali, giusto? C'è qualcosa di inerente anche a ciò che riguarda? Dipende se hai letto su Wikipedia oppure se hai visto. No, guarda, TV, la verità è questa, ragazzi. Che adesso sveliamo il segreto. Dai. Adesso ve lo svelo. Qui ci sono delle carte, ok? Dopo vi faccio scegliere una carta, così decidiamo da chi partire. Però in ognuna di queste carte in realtà c'è una piccola descrizione su di voi, giusto per essere chiari. Se non mi sbaglio, adesso andiamo subito a cercarti, sei proprio esattamente qua. C'è scritto diritto sanitario, tu correggimi se sbaglio, perché se hanno sbagliato qui... Hanno sbagliato, benissimo. Diritto penale, sì. Diritto d'autore. Ci sono branche, è complicato per una cosa del genere, ci sono troppe branche. Chi offre di più? Diritto alimentare? Assolutamente no. Ok, e diritto sportivo e animali. Non hanno beccato neanche uno, oltre il penale. Signori, Perfetto. è stato Quella è la bello. mia cartella. A me sembra più la cartella di Claudia Concas. Perfetto, non hanno beccato uno. Non fa niente, ce lo dirai dopo tu, guarda. Secondo me comunque sarà una figura estremamente utile allo stesso tempo. Sempre alla mia sinistra abbiamo lei, lei è Claudia Concas, presentati, vai. Allora, ciao a tutti, io sono Claudia Concas appunto. Non so in quale vesti, insomma, sono qua oggi perché poi mi occupo di varie cose. Vestita di verde. Vedremo sicuramente poi che cosa ci porterà, insomma, dove ci porterà questa trasmissione, ecco. Molto, molto bene. Io sono molto felice di avervi qui. Sapete che sono abbastanza ironica e sarcastica nella mia esistenza, però sono sicura che ci divertiremo, ok? Quindi io partirei subito da far scegliere la carta a Claudia. No, scherzo ragazzi. Da chi conosco un po' meglio, per poi arrivare a ciò che mi incuriosisce particolarmente che conosciamo e che meno. non conosco e che conosciamo meno. Diciamo così. Claudia, tu hai appena detto, non so in quale veste sono stata ospitata qui oggi. In realtà io la conosco da un po' di tempo e ovviamente tutti noi entriamo a casa di Claudia praticamente tutti i santi giorni. Così. La sua privacy è praticamente inesistente, qui subentra appunto l'avvocato. Se ti serve una mano per evitare questi ingressi...
Ci possiamo Io sentire. sono laureata in giurisprudenza, magari Ecco, abbiamo anche fatto qui scoppia una qualche Guarda corso che insieme, ragazzi, però li annoiamo Esatto. molto. Se iniziamo a parlare di li infatti annoiamo lasciamo Noi molto. perdere. vogliamo Lasciamolo essere nascosto. testimoni nel caso. va Non lo so, benissimo. potete anche incontrarvi fuori, bervi una cosa, fare una No, chiacchierata. No, non se volete, cioè nessun problema. Non vogliamo monopolizzare No, con anche il diritto. perché ha ragione lui, potrebbe essere molto una chiacchierata un po' noiosa, quindi Ma no, sono sicura di parliamo no. di sicuramente qualcosa di più. Esatto, vabbè, non fa Materiale. niente. Vediamo poi di che cosa parleremo. Ok. Però, Claudia, tutti dentro casa tua un po' per quello che ultimamente è accaduto, diciamo, nella tua vita e nella tua esistenza. Ovvero, da 2 anni a questa parte, nella tua esistenza è arrivato un angelo. Chiamiamolo così. E quest'angelo si chiama Gastone. Per gli amici è Gas. Oh, Gassi. O Gassi, insomma, chiamiamolo un po' come vi pare, ma è arrivato lui. Quindi tutti ti conoscono principalmente per questo. Ma a me, prima di arrivare a Gastone, che tutti conoscono, mi piacerebbe che si sapesse un po' di più su chi è Claudia Concas, perché Claudia è anche quella persona che inizia tantissimi anni fa la sua carriera, diciamo così, in diversi settori, non soltanto per ciò che concerne giurisprudenza, ma anche per tutto ciò che concerne poi la pubblicità, quindi spot anche di altissimo livello, grandissime performance in programmi televisivi, una in particolare che è diventata estremamente virale, che dopo Claudia ci racconterà, che fa molto molto ridere. E poi diverse scelte nella vita e anche diverse situazioni che ti hanno portato poi dove sei oggi. A me farebbe tanto piacere che tu parlassi un pochino di te, perché aiuterebbe a capire poi chi c'è dietro il personaggio. Non che tu sia un personaggio, attenzione, perché io lo so che tutto quello che accade poi sui social è esattamente la realtà e rispecchia ciò che sei, cioè è fuori di testa, ve lo dico. Nel senso buono, però è proprio così come la vedete sui social. A Riola si dice escalada vedria, qui non lo so. Dopo questa fantastica presentazione. Cioè, guarda, nessuno ti ha mai fatto una presentazione di questo tipo. Quindi ti lascio la parola perché vorrei che parlassi un pochino di te, di come nasce la tempo tua ho? passione. Guarda, noi qua finiremo intorno alle 19:30, scherzo. però ok. Bene, vai Cla. No, allora, come dicevo prima, io sono laureata in giurisprudenza. Mi trasferisco appunto a Milano perché la mia intenzione era quella di fare, io lo dico sempre, penale nero, no? E quindi secondo me quella del trasferimento in una città come poteva essere quella di Milano sarei riuscita ad affrontare casi più estremi, insomma, serial killer, robe così. Solo che poi dopo una prima fase di praticantato, che diciamoci, io poi sono molto pane vino al vino, dove non guadagnavo praticamente niente, ovviamente mi sono ritrovata costretta a dover magari fare altri tipi di lavori, ok? Per sopperire un po', cioè guadagnavo 250 euro al mese, quindi niente, Beata. diciamo. Beh, che è già Beata, tanto che guadagnavi rispetto a quello che c'è Spendevo in 1000 in giro. affitto, però dai, era tanta roba, insomma. Quindi diciamo che tornavo a casa un pochino frustrata, se così vogliamo dire, anche perché poi la sera andavo a fare la cameriera, andavo a fare, senza nulla togliere poi agli altri lavori, perché per carità, per tanti anni mi hanno dato il pane, diciamo così. Assolutamente. Quindi, però poi dopo circa 6 mesi mi sono resa conto che non era quella la mia strada, perché e forse la vita in quel momento me l'ha fatto capire in che modo. Insomma, mi sono ritrovata nel bel mezzo di un attentato e tutte le conseguenze, cioè quello che c'è stato in piazza San Carlo a Torino, e ha fatto sì che comunque nella mia testa scattasse un po' la voglia cioè il pensiero di dire ok, ma realmente la vita che vuoi vivere è davvero quello che tu vuoi fare, nonostante il fatto che comunque la società in quel momento mi imponeva, dopo 5 anni e mezzo più o meno di studi, cosa fai? Non continui, cambi vita? Diciamo che grazie, ad oggi dico grazie a quell'incidente, ho avuto anche forse la forza di rendermi conto che da un momento all'altro ci può succedere qualunque cosa e dobbiamo cercare di capire qual è realmente quello che ci rende felice fare giorno per giorno. E quindi da lì poi ho intrapreso varie strade su Milano e ho trovato una persona che comunque è una ragazza sarda che mi ha introdotto all'interno di questo percorso, e da lì, come diceva Carmen, ho intrapreso un po', diciamo che ho lavorato per tanti spot pubblicitari e mi sono introdotto un po' in quel mondo là. E niente, poi
è arrivato il Covid che mi ha riportato in Sardegna. E dopodiché lì ho iniziato, avevo già una pagina social che comunque era avviata, però dove diciamo che non avevo ancora trovato il giusto modo per esprimere quello che io ho dentro, perché poi non volevo avere un profilo dove si parlasse make up, skincare, cioè cose che comunque sono già viste, e secondo me non era quello il mio modo. Stai dicendo quello che faccio io praticamente? Non sto scherzando. No, ma per carità, Scherzo. io forse non sono neanche in grado di farlo in quel modo, No, però no. volevo trovare una chiave che potesse fare da tramite tra quello che io ho dentro e quello che poi le persone ascoltano quando... E questa chiave è arrivata poi successivamente, e ho capito lì che era la chiave giusta attraverso, appunto, io ho preso il mio cane che si chiama Gastone 2 anni e mezzo fa circa. Era un periodo un po' particolare della mia vita dove tutto potevo fare tranne che prendere un cane, soprattutto un cane di taglia grande in un appartamento a Cagliari, insomma tutto un delirio. Appartamento a Cagliari, vogliamo dire che ci sono 5 piani di scale? 5 piani di scale che ti sei fatta volentieri quando volevi rimanere. Certo, posso stare da te. Allenamento, Esatto, va bene, ci è sta. tutto ciappetto quello. Sì, vabbè. Comunque, e niente, quindi è arrivato gas e da lì poi abbiamo trovato un format che potesse, ripeto, io mi esprimo tramite le cose che noi viviamo insieme. Quindi, che poi in realtà è nato tutto con molta spontaneità, perché facciamo vedere la nostra quotidianità, raccontiamo un po' quello che facciamo e le persone si sono affezionate, vogliono un sacco bene a questa creatura. Questa cosa mi sconvolge ogni giorno, perché non pensavo che attraverso un cane che effettivamente è molto espressivo però si potesse riuscire, cioè mi sono arrivati dei messaggi che a me ogni tanto mi trovo lì a piangere come una cretina. Sta per piangere anche adesso. Sì, Portate i fazzolettini. no, vabbè, perché No. le persone mi raccontano tante delle loro storie. Ci sono ragazze che magari hanno dei figli con delle disabilità che mi raccontano che tramite GAS, cioè tramite il nostro percorso con GAS, hanno anche loro avuto il coraggio di prendere un cane, e questo cane ha dato la possibilità magari a questi ragazzi con queste disabilità di esprimersi o di aprirsi, e quindi mi mandano i video, e questa cosa a me mi devasta in modo positivo. Quindi, Bene, poi torniamo un attimo su di te. Questa insomma è Claudia, è la sua piccola... Io ci tenevo particolarmente che tu parlassi un po' di te, perché ripeto, quello che poi si vede all'esterno è una bellissima ragazza che parla molto bene, che si sa esprimere, con un cane fantastico. Fate piegare da ridere, perché c'è niente da fare. Io quando sono giù di morale vi guardo e sono felice, un po' non perché ti conosco, ma no, perché, certo. ma perché è proprio così. E vorrei in questo momento ricollegare un po' il discorso che stavi facendo su disabilità, importanza, quanto può essere importante la figura anche di un animaletto all'interno di una famiglia o nel rapportarsi con persone che hanno queste problematiche. E quindi mi avvicino a te, il Bonga. Sei stato già presentato alla grande, quindi io non devo più dire niente. Credo che il surf sia la forma più limpida di libertà, espressività e collegamento con la natura. Beh, il mare poi è la nostra terra, quindi c'è che dire. È tutto molto bello, e questo si collega tantissimo anche a ciò che l'amore che tu hai, perché lo trasmetti ogni giorno per quello che è il mondo animale, no? È per quello che mi stavo ricollegando un po'. E vedo che comunque tu insegni surf a dei bambini. Sì. Immagino che ci siano state anche delle situazioni dove insomma sei andato a vivere delle esperienze anche con dei ragazzi disabili, Certo. e mi chiedo appunto se ti va di raccontare un po' anche questa Assolutamente. esperienza, perché mi farebbe un sacco piacere ascoltarla. Ti seguiamo tutti sui social, con molto piacere. Io ogni tanto commento perché vedo insomma gli asinelli, le caprette, bambini, cose, tutto insieme. Quindi vai libero di dire ciò che vuoi su questo argomento, mi fa un sacco piacere. Penso che poi natura, animali sia un connubio perfetto per quello che è la vera essenza della vita, cioè riconnettersi adesso alla natura in un momento storico in cui siamo molto assorbiti dai social, sia un pochino una ricarica che ci meritiamo. Dal surf al contatto con gli animali nella campagna, quindi dal mare alla campagna, è
stare in mezzo alla natura sicuramente è un qualcosa che rigenera le persone, rigenera un po' tutti, e questo fa proprio bene a livello psicofisico. Io ho deciso di aprire e di creare una scuola di surf proprio perché a me in primis questo dava dei benefici. Quindi ho deciso di far conoscere e di prendere, tra virgolette, per mano le persone e accompagnarle in questo percorso. Da qualche anno poi questo percorso è stato aperto anche. Noi diciamo che abbiamo sempre lavorato e abbiamo sempre dedicato del tempo a bambini con disabilità, con neurodivergenze anche, però abbiamo creato proprio un protocollo e un tipo di percorso mirato proprio per bambini con autismo, bambini e bambine Sì. con autismo, e abbiamo potuto toccare con mano proprio i benefici e i risultati che questo tipo di attività crea. Ok? Hai detto, scusami se ti Sì? interrompo, hai detto una cosa molto importante, toccare con mano, perché poi in un'epoca dove tutto quanto passa tramite lo smartphone, anche i bambini vedono tutto lì, conoscono già cos'è quella cosa, ma fondamentalmente poi non l'hanno mai vista dal vivo. Certo. Cioè tu la vedi su uno schermo, ma hai mai toccato con mano un asino? Cioè, Certo. hai mai toccato con mano, non lo so, qualsiasi altra cosa, a Bravo. partire dall'acqua, la sabbia, tutto. Vivere l'esperienza è la prima cosa fondamentale, proprio anche dando, come si dice, la cultura e ripristinando le emozioni in questi bambini in qualche modo, credo. Sì, hai detto delle cose molto semplici ma vere, nel senso, cosa significa toccare con mano un asino, sentire il suo calore, sentire il suo respiro, sentire il battito del cuore, o Esatto. comunque anche passeggiare sulla sabbia. Assolutamente. Ci sono bambini che sono venuti da noi, per esempio, perché parlo di terapia anche, perché sono venuti magari da noi che avevano delle fragilità, delle insicurezze. C'era una mamma che mi diceva: guarda, mio figlio non toccava, non si avvicinava neanche alla sabbia perché gli dava fastidio anche il contatto solo con le ciabatte, ora non vede l'ora di entrare in acqua. Fantastico. Quindi tutto questo aumenta la loro autostima, è una crescita continua, è una crescita giornaliera, è un percorso che fa superare determinate barriere, e quindi riconnettersi alla natura. Tutti ci dovremmo, secondo me, un po' riconnettere alla natura per... Sì, in un periodo anche dove poi le etichette vengono lanciate così, perché comunque c'è il bambino con l'ADHD, il bambino con la dislessia, il bambino con altri disturbi, eccetera. C'è un'etichetta per tutto. Questo non avveniva tanto prima. Esatto. Ora è positivo che ci sia da un certo punto di vista, perché magari si sa come agire, ma dall'altro punto di vista dare le etichette, mentre invece in questa condizione che tu hai raccontato, improvvisamente le etichette scompaiono. Sì, perché si È è tutti bellissimo. uguali. E allora io ve la butto lì, voi due, Claudia e Marco. Allora tu devi andare assolutamente a trovarlo con Gastone. Ci state? Lui può far surf tranquillamente. Io Dai. la vedo un po' grigia, però Cioè sarebbe bellissima Mi piace questa l'acqua. cosa. lui Impazzisce per l'acqua, Pensa giusto? che quando andiamo al mare lui porta fuori tutti. Cioè lui prende le persone e le tira fuori perché nella sua testa deve salvare salvarle. tutti, quindi Vabbè. Bellissimo. Sì. Sì, perché poi Quindi- i cani, io ne ho vari, molti hanno È proprio un cane da l'istinto. riporto, quindi Ah, lui ok. ha proprio l'istinto però con l'acqua quando vede qualcuno in lontananza lo tira fuori. Beh, ci Va sta, bene. ci sta, quindi magari un giorno verrò anch'io volentieri se fate questa cosa, mi unisco, tanto la zona è bellissima, Assolutamente. ci sono stata quest'estate ed è bellissimo, e niente, quindi volevo dire questo. Arriviamo qua. Visto che abbiamo parlato di etichette, quindi... Abbiamo parlato di etichette, so
che hai scritto un libro, Sì. che sei passami il termine, Dimmi. un po' una specialista di motori, Formula 1. È un bellissimo complimento. Ah, ti piace? Guarda, in un mondo dove io ho dovuto sudare e lottare per avere il mio piccolo spazietto nel mondo dei motori, questo è uno dei più grandi elogi che mi sia mai stato fatto, quindi non mi arrabbio assolutamente. Bene, sono contenta di questo, anche perché nella mia ignoranza più totale mi è venuto questo termine, insomma. E io sono molto curiosa di una cosa. Allora, prima di tutto mi farebbe piacere che tu raccontassi un po' di che cosa parli nel tuo libro, se ti va. Sì. Dici un po'. Allora, il libro prima di tutto è arrivato in una caldissima giornata estiva di Cagliari, che ho ricevuto questa telefonata. Io sono abituata a che mi contattino un pochino le case editrici, che mi dico: guarda, ti deve arrivare il libro di Tizio Caio, devi farlo vedere nelle storie e così via. Quindi mi ha raccontato tutto questo libro, un libro sui circuiti della Formula 1. Ho detto bellissimo. Ho detto, stavo aspettando che mi dicesse: guarda, l'autore è Tizio Caio. A un certo punto mi fa: lo devi scrivere tu. No, aspetta un attimo, devo scrivere io cosa? Io ho avuto un paio di minuti di defiance totale e mi ha fatto: no, lo devi scrivere tu. Io: ok, va bene. Quanto tempo hai? Quanto tempo ho? 2 mesi. Ma sono Per 2 scrivere mesi. un libro in 2 mesi? 2 mesi. Allora, Ok. io che sono... Allora, io ho 2 nomi. Maria Nicoletta, il terzo è follia, perché ho detto ok, ci sto. Siamo Perché... parenti. Vero? Ma secondo me è un po' il sangue, è un po' il Effettivamente. fatto di essere sardi, non lo so, forse anche perché noi sardi abbiamo questo istinto di dire ok, allora non ce la posso fare, ce la devo fare, basta, mi devo mettere in gioco. La famosa testardaggine. Infatti, ma poi quando più la gente mi diceva no Nicoletta non ce la puoi fare, io ce la devo fare, no, proprio perché dovevo sfatare questa cosa, quindi giorno e notte, senza orari, sono riuscita a finire questo libro, praticamente una guida dove io spiego come far arrivare le persone ai grandi circuiti della Formula 1, Monza, Imola, cioè proprio dall'aereo allo spostamento in bus fino al circuito. Sì, quindi anche per te, cioè che anche chi, cioè io il mio obiettivo Ho già è... capito tutto, non ne sai proprio niente. Quindi anche No, per no, ma lo sai perché? Io non, il mio obiettivo... soprattutto per te. No, io il mio target non è il grande appassionato, perché il grande appassionato lo sa già la roba. Io devo avvicinare, perché io lo dico sempre, anche nel libro c'è scritto che il mio obiettivo è far innamorare le persone dello sport, perché la challenge non è avvicinare l'appassionato c'è già, l'appassionato gli puoi dire anche di andare, non lo so, dall'altra parte del mondo e ci va. Io devo avvicinare chi non conosce questo sport, perché viene visto elitario, ma non è così tanto elitario, è un qualcosa che alla fine è abbastanza anche vicino alla quotidianità, è uno sport che puoi amare. Quindi il libro ha come obiettivo quello di far avvicinare nuove persone a questa realtà. Infatti la soddisfazione più importante in queste ultime settimane è sentire persone che mi dicono: l'ho dato, l'ho regalata a mio nipote, a un mio fratello, persone che non conoscono la Formula 1 nel motorsport. Lì è la più grande soddisfazione. Ho capito che lo dovrò leggere. E io te lo porto anche autografato. Va bene, Va bene? assolutamente sì, lo leggerò molto volentieri. E poi un'altra cosa, prima ti ho fatto una domanda, eravamo un po' in privato. Sì. Perché ti ho fatto questa domanda? Perché io ho un po', adesso tutti quanti diranno no, ho un po' un rifiuto nella lettura. Cioè, lo so, è un mio deficit questo, non so se si possa fare qualcosa, ma penso di sì. E quindi mi chiedevo, gli audiolibri, Sì. c'è in prospettiva qualcosa anche per chi è amante dell'ascolto? Cioè io sono una cantante, Ok. quindi mi piace ascoltare, mi immergo. Se potessi sdraiarmi e sentire un racconto di quel libro, io sarei la persona più felice del mondo. Ok. Cioè, la facciamo questa cosa? Allora, la mia casa editrice è la Kennes, Vai, quindi... schiaccia qua. Allora, che voi non lo so se vi siete messi d'accordo, perché io prima di entrare in trasmissione stavo parlando con l'editore, quindi non lo so se hai... Caro editore, faremo l'audiolibro. Caro Francesco, dobbiamo fare l'audiolibro, dobbiamo farlo. Non è San Francesco. No, però è stato Ok. San Francesco in alcuni momenti per me. Bene, molto molto bene. Allora io sarò felice di leggere il libro, te lo dico un po' a fatica. No, faremo l'audiolibro. Però se fai E l'audiolibro... farò la dedica all'inizio per te, che sei stata quella che mi ha spinto a questa cosa. Esatto. Il mio editore, caro Francesco, sarà estremamente contento di questa cosa. Beh, sono molto felice di questo. Vedi? Vedi? Io se posso accontentare, ben volentieri. Molto molto bene. Alessandro,
Ho pronta una cosa per te. No, aspetta. No. Una diffida. Mi è venuto. No, non una diffida. Perché quella non te l'anticipo così. Ti arriva quando non te l'aspetti. Regalo per Natale. Ma mi hai dato un'apertura con questi discorsi. Me ne sono piaciuti tutti troppo. Sono felice di questo. Tranne. Adesso la vediamo calza cosa tiro rotta di fuori. Claudia Concas. Raga, Allora, non facciamola vedere in diretta quello che stiamo guarda, vedendo. tanto ormai Facciamola vedere in diretta. veramente. Cioè, lo sapete che il mio angolo si chiama Rossa senza filtri. Se tu me le lanci, io le prendo, Tutto quanto. Vai. Perfetto. Abbiamo parlato tanto di animali. Sì. Abbiamo parlato di San Francesco. Di asini. Comunque, Sì. Animali. Sentite questa cosa, questa curiosità del codice penale. Questa è veramente. Hai visto che Aspetta, adesso ci sediamo bene. ve lo dico, è curiosa, altrimenti non faccio tutto quanto questo preambolo. Vai. La Nel so. codice penale c'è un solo reato che è ripetuto 2 volte, che è l'uccisione animali. E voi dite, ma che senso ha? La sai questa? Cioè, lo sai la spiegazione? Perché perché è punito 2 volte l'uccisione dell'animale. Non ha senso. Di base il legislatore le leggi le fa precise. Una che cura il caso specifico. Qual è la motivazione? Perché esiste l'articolo 544 bis, quindi aggiunto successivamente perché è il bis nel numero. Ogni articolo, il codice penale fa gli articoli, poi quando deve aggiungere ti mette il bis vicino insomma, e viene punito con un certo tot, con una pena molto elevata. E poi abbiamo l'articolo 638 che parla di uccisione di animali altrui, con una pena diversa. Non ha senso. La Perché? spiegazione, innanzitutto partiamo dal fatto che il diritto degli animali che citavi prima è un diritto in evoluzione e si è creato, diciamo, in maniera pregnante dopo il codice penale, perché si è passato da un codice penale antropocentrico, che vede l'uomo appunto al centro, sino a dare tutela, piano piano, all'inquinamento ambientale, agli animali, quindi quelle cose naturali che sono effettivamente esterne all'uomo in sé. Uno dei principi più belli, che si chiama il Pachamama, è un principio delle lande del sud dell'America, appunto della zona. Ma scusami Alessandro, ma prima mi stavi coglionando allora. Cioè, io Perché? non so niente sul diritto degli animali. Cioè. Tu mi hai detto se me ne occupo Direttamente. Cioè. direttamente. Vabbè, comunque, no. continua, poi ne parliamo dopo di questo. Dicevo, Pachamama. la Pachamama è veramente un concetto fantastico, come si vede, per chi non lo sapesse molto brevemente, madre natura come un soggetto di diritto da proteggere, esattamente parificata all'uomo. Ma torniamo a noi. Prima esisteva questo articolo 638 che puniva l'uccisione degli animali altrui e danneggiamento, parola prettamente che indica le cose, perché l'animale prima era visto come un vettore. Pensiamo ad esempio agli animali da Un somma. arresto. Esatto, come un arresto, direttamente dal diritto romano. Veniva visto l'animale come una cosa utile a, insomma, arrivare a quello che era il fine ultimo, che era il livello economico, far raggiungere soldi al padrone, quindi il mulo doveva passare, le vacche, così. Poi però l'animale diventa, come hai detto tu, terapeutico, come hai riportato tu col tuo cane, aiuta, c'è la pet therapy, sviluppiamo sempre di più questo valore agli animali come se fossero quasi persone, perché alle volte è vero che ti danno di più di una persona, cioè è inutile che ci giriamo attorno. Guarda, è molto vero innegabile. che persone sono state salvate dagli animali, poiché parliamo di social, l'hai detto tu prima, hai detto Guarda, tu, la critica hai detto- più grande che mi fanno, se poi può essere una critica, è quella, ma umanizzi troppo il tuo cane. Io ogni volta che leggo questa parola io rabbrividisco, perché per me, cioè io semplicemente, per me, qua è la risposta che do sempre, per me l'amore non si divide, si moltiplica. Quindi io non vedo perché dovrei, cioè non tolgo niente a nessuno se do più amore al mio cane e lo tratto come parte della famiglia. Poi è ovvio che anch'io sono contraria a alle estremizzazioni, alle estremizzazioni, esatto, ok. totale. Però dal momento in cui il mio cane ha uno stile di vita, cioè, non lo tratto, cioè non dorme in casa, non vedo quale sia il problema, perché per me è un aggiungere un valore a quello che per me è la mia famiglia, il mio contesto familiare. Per Infatti quello che ti il dico- codice penale ti dà ragione, nel senso beh, che insomma. l'uccisione dell'animale aggiunta successivamente, se tu uccidi un animale che è il mio pet therapy, subisci una pena più elevata rispetto a quella, banalmente l'animale è sempre animale, che
può succedere per Certo. il mulo da somma, eccetera. Quindi, curiosità che mi hai fatto venire in mente con le bellissime parole, insomma, Mi dei fa ragazzi molto che mi sono piaciute piacere. tantissimo, e quindi mi ha dato un collegamento che comunque è una curiosità del codice penale questo, perché effettivamente un unico articolo, non troverai più articoli sull'uccisione dell'uomo, cioè, capito? Sì, sì, ma infatti quando mi chiedono cosa ti piace della gente, i loro animali. Perfetto, cioè, quindi è questo. immaginati che io non ne ho, c'è quindi non niente ti da piace fare. L'animale minimamente, rappresenta. insomma. Guardate che l'animale rappresenta molto la persona. Cioè, io, per esempio, uno Spitz di Pomerania che è uguale come atteggiamenti a quello che faccio. Cioè, capito? te. Sì, guarda. Fai social, ma molto guarda tu, che bello, guarda tu. che se faccio un giorno il profilo al mio cane diventa più famoso di me, non ti Più preoccupare. famoso di Gas a questo punto. No, Oh, una sfida. gli Spitz di Pomerania sono una cosa. No, che poi il Pomerania, scusate, Sì. nasce come tiratore da slitta. Boh, Lo a me hanno sapevi? detto antifurto. Tiratore di Cioè, stavo per uscire una io cosa Di che- l'ho slittine, visto, le l'ho visto l'altro slittine giorno, le piccoline. slittine, Di e io mi elfi. sono Sì, chiesta, infatti il mio è un cane slick, cioè come com'è tira il mio cane, 4 possibile? kg di cane. Cioè, non è possibile, capisci? Non è possibile. No, Tu ma- lo vedi lì piccolino, una palletta che Ma infatti io pensavo che salta. fosse piccola una palletta, vai, invece quando tira sembra È fortissimo. Rottweiler, dico, boh, ok. È fortissimo. E quindi, tornando, bellissime parole, abbiamo toccato un argomento che... Mi fa un sacco Come piacere che ti vediamo abbia che stimolato, il- insomma. hai visto? Così non devo neanche parlare di me. Che No, no, avevo anche già perché fatto- poi ero in va bene così. difficoltà. No, ma sapete qual è la cosa veramente figa? Perché ve la devo dire: che io sono astigmatica. E Te lo quindi- leggo io cosa c'è scritto. E quindi, Cla, mi puoi leggere per favore cosa c'è scritto in diretta? Certo. Lo leggo io? Escono Dai. Nico. Io Meloni. Non mi posso fidare. Escono Nicoletta, Floris, ci Grazie. lasciano, ma non ci lasciano per sempre. Ok? Cioè, ci mancherebbe. E poi l'avvocato Mura, che oggi ci ha deliziato, che inizialmente prima di entrare mi ha detto una cosa, la posso dire, fa ridere. Vai, La dipende posso- quanto fare. Dai, la dilla. posso dire. Mi ha detto, ma io mi devo sedere con il bonga, tatuaggi, Verissimo. tutto Questo fi- lo dico. Cioè, Beh, le si è differenze sentito- sono belle, no? Volevo- Si è sentito così. Abbiamo... Adesso Sono proprio esattamente l'anti, cioè proprio tutto tatuato, muscoloso, io con l'abito. Sì, Quindi sì, quello- sì, sì. Ma il mondo è bello perché varia. è quello che gli ho detto io. Ideologie diverse, gusti Beh, diversi. però ti ha fatto un cioè- complimento, quindi insomma ti stava facendo un complimento. Ma io lo vedrà. ringrazio. Ecco, Anche detto lui da un sta uomo. benissimo comunque. Assolutamente, Complimenti. assolutamente. Grazie mille. Grazie per Grazie. essere Vediamo. stati qui. Anche Non io devi devo andare andare. via. Anche io. Eh? Ci sono Chi anche deve io. Andiamo uscire? Ah, cioè mi Tranne lasciate. te, Mi tranne lasciate. te. No, so- tranne lei. Cioè, Come tranne? mi lasciate sola con Ah no, Claudia. tranne lei, scusa. Ma devo Ok. Va bene. Ecco, Devi- se mi fa in andiamo. quarto tempo. Grazie, Devo grazie cantare, mille. grazie ragazzi, Ciao, è stato ragazzi. davvero un piacere avervi qua, veramente un piacere e tra l'altro buone feste. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, bene, bene. Adesso Adesso me lo entrano spieghi. qua. No, Claudia rimane con me, ovviamente. Ma non devo cantare. Non devi cantare, però io ti ho sentita cantare, non è che vuoi accennarci qualcosa? Facciamo così, facciamo entrare loro, che forse i tenores di Orosei, dove sono? Oh. Ciao. Ma buonasera Ciao. ragazzi. Ciao a tutti. Accomodatevi. Grazie, sarai tu. Ragazza, sarai tu, è bellissimo. Bene, io vi conosco adesso, avrei preferito conoscervi già prima dietro le quinte, però va bene lo stesso. Avete fatto un lungo viaggio perché Orosei non è esattamente dietro l'angolo. Esatto, sì, però Eh, purtroppo 2 incidenti ci hanno bloccato per strada. Sì, ho quindi saputo. Siamo quindi arrivati appena in tempo, Guarda. dai. siete arrivati appena in tempo ed è un piacere enormissimo avervi qua. Ma molto molto molto. So che qui c'è una piccola parte comunque. Sì, ci manca un componente. Quindi vi manca un componente. E io sono felice di avervi qua, davvero, il piacere è davvero. nostro, dai. Piacere è tutto mio. Quindi, sapete che io sono una cantante, giusto? Sì. Oggi non canteremo. No, No, a scherzo. parte noi non possiamo farlo perché siamo in 3, per cui... Dai, Se davvero, volete non ci potete. sono A meno io. che io però. vi- Perché abbiamo Claudia Concas che si stava offrendo. Cioè, tra cani, cose... Detto così. Tutto a fare. vai, vai, No, vai, perché vai. comunque lei canta benissimo, dovete sapere. sì. Dovete sapere come nascono i tenores di Orosei. Vi va di raccontarmi un po'? Chi vuole raccontarmi qualcosa? Dai, tanto io faccio il portavoce, per cui Vai. parlerai sempre con me perché loro parlano poco. Quindi. Non fa niente, va benissimo lo stesso.
Allora, come nascono? Iniziamo da me. Come sempre devo sempre raccontare la mia storia, almeno ci capiamo un po'. Certo. Io sono un figlio d'arte e sono figlio di Tore, che canta con noi. Benissimo, Lui canta dal 1975 complimenti. e quindi la passione io l'ho appresa da lui praticamente. Poi io mi sono dato prima al calcio. Ho preso altre strade, volevo Come fare prima il il calcio? calciatore, esatto, come tutti avevamo altre Guarda, ambizioni. se ti volti, qui Sì, abbiamo Gigi sì, Riva sì, e sì, abbiamo esatto, tutto esatto, di più sul esatto, calcio. esatto. Non c'è Vittorio oggi, ma lo salutiamo. Ciao Vit. Comunque, vai pure. Però poi alla fine non sono diventato bravissimo e quindi poi ho deciso di intraprendere la carriera del canto perché comunque mi appassionava di più. Hai fatto bene, sono d'accordo con te. E per portarlo poi a un buon livello avevo bisogno di 4 persone, insomma, che fossero brave, che avessero la mia stessa passione. E quindi poi ho incontrato Alessandro e poi successivamente ho incontrato Ivan e oggi siamo Beh, il qua. tuo papà ha visto praticamente diverse generazioni arrivare, insomma, alla cultura di ciò che è il canto a tenore. Esatto, Quindi, sì. sì. Quanto questa tradizione adesso è dimenticata, quanto non è capita e quanto invece notate che qualcuno si sta riavvicinando? Allora, è un discorso molto particolare questo, è una bella domanda, intanto complimenti perché hai incettato pieno il discorso. Riavvicinarsi, adesso stanno tentando di portarlo nelle scuole, il canto a tenore. Il problema principale secondo me, poi è sempre la mia opinione e conta pochissimo, però i maestri che andranno ad insegnare a questi ragazzi il canto a tenore lo sanno fare? Hanno fatto delle scuole per poter coinvolgere i giovani? Perché oggi cantare è tutto veloce. Quindi anche ti troppo, portano direi. sul palco senza magari saper fare delle cose, senza saper gestire il pubblico, senza saper magari dire 2 o 3 parole. Quindi chi insegna a questi ragazzi deve intanto insegnare il valore che ha questo canto, che cosa rappresenta per la Sardegna, poi piano piano inizi a metterli in contatto o a farli parlare con un pubblico oppure a farli emettere i suoni, perché tu hai già un dono, tu nasci con il dono di fare questo vibrato che viene dal corpo, da dentro il corpo. E già quello vuol dire che è un segnale, tu hai già qualcosa dentro di te, quindi sei nato per tramandare qualcosa. Quindi questo tramandare non deve passare per un qualcosa di commerciale, è una cosa unica. Quindi questa unicità siamo noi che gliela dobbiamo dare come si deve. Quindi ok portarlo nelle scuole, ma va fatto, secondo me, in un modo con delle competenze ben Esatto. precise, soprattutto con qualcuno che abbia una sensibilità tale da poter trasmettere quella passione oltre che la tecnica. Esatto. Perché, come hai detto tu, sì, abbiamo una dote innata a livello tecnico, però logicamente ci deve essere qualcuno, uno che la sa trasmettere, sia a livello tecnico ma soprattutto a livello emozionale, e se non arriva poi quello diventerà probabilmente l'ora a scuola dove uno dice finalmente c'è il cazzeggio, raga. Esatto, esattamente. No, Ok, non è così. Hai Non è centrato così. in pieno il discorso e non è facile centrare in pieno questo particolare qua. Anche perché il canto a tenore non è più come l'ha imparato mio padre nel 1975. Oggi, per fortuna, ci siamo evoluti, quindi io mi aspetto che un maestro di canto a tenore sia un po' più evoluto, sia un po' più aperto, perché il giovane lo hanno noi facile. Io alleno anche dei bambini della scuola calcio di Brigoli, che sono piccolini, hanno 5-6 anni. Sì, E loro si aspettano tantissimo da me. certo. E quindi anche nel canto a tenore, se tu non trasmetti qualcosa di importante e non li coinvolgi, diventa noioso e allora poi si allontanano tutti. Come tutto E va a d'altronde, morire, come esatto. tutte le attività che poi Esatto. si cerca di introdurre all'interno delle scuole, che inevitabilmente poi vanno a scemare perché non c'è abbastanza passione per trasmetterla. Esattamente. Era un po' come quando facevamo musica noi a scuola, ragazzi, cioè adesso siamo oggettivi, però il flauto, basta. come si chiama, quell'altra specie di tastierina sempre così. Tu cosa suonavi, Cla? Io ho suonato pianoforte per tanti anni, però non a scuola. Ma Su seria. Ah, no, perché non so mai quando dice la verità o quando è. Cioè, suonavi. Perché io non l'ho mai saputa questa cosa? Perché è meglio che tu non lo sappia. Ah, ok, va bene. Se non lo suono più ci sarà un motivo. Ah, giusto. Però cosa succedeva? No, però è vero.
che comunque questa passione della musica, per la musica, andava un attimino a perdersi, perché arrivavi lì e c'era il compitino da fare a casa con quella tristezza che non sapevi Ma utilizzare. sai che forse mancava proprio, cioè adesso che ci ragionavo mentre tu parlavi, mancava proprio la cultura della musica a scuola, perché poi tante persone cioè alcune persone che io conosco che hanno proseguito, hanno studiato al conservatorio eccetera, quando io le ho viste proseguire in quel percorso ho detto però cavolo, vedi, mi sarebbe, cioè è una cosa che in realtà magari mi sarebbe anche piaciuto fare, però sai quando non ti viene data la scintilla, non hai lo stimolo. Ma sai anche forse perché non viene dato lo stimolo, cioè io adesso ci penso un attimo, perché comunque ho iniziato a calcare i palcoscenici che avevo 13 anni, perché non viene dato lo stimolo? Perché non viene vista neanche come un'attività e un lavoro vero e proprio. Per noi comuni mortali, cioè fai la cantante, va bene, ok, fai la cantante, quindi che lavoro fai? Esatto. Sì, lo so, certo, è vero. Fossimo in un altro stato che non è questo, probabilmente verrebbe visto in una maniera completamente differente. Ad esempio in Francia, Un cantante ha la mensilità. Tu canti e hai sulla lo stipendio carta dallo d'identità c'è scritto artista, Stato. Esatto, cantante. e vieni cioè, pagato. E hai i contributi, cioè Esatto. tu fai la domanda e i soldi te li tirano dietro. Se qui dici faccio l'artista, sì, vabbè, che bella poi, la tua che passione. cosa- Dai, sei straordinaria. Quindi cosa fai? E poi Oltre sì, quello. ma di lavoro faccio ballare la scimmia a casa, non lo so. È un po' come il discorso dei Ci social. proviamo. È un po' come il discorso dei Solo che è social. una professione che è nata successivamente anche a me. Io poi per carità faccio varie cose, però quando dico che lavoro fai, io mi occupo anche, sono anche una creator, perché poi la gran parte poi dei miei guadagni derivano anche da quello, però anche lì sembra quasi che cioè che non sia un lavoro, che alla fine è una cosa che tu fai per passione, quando in realtà non è così, perché dietro quando c'è un'azienda di un certo tipo, di un certo calibro a livello internazionale che ti chiede di creare un qualcosa per lei per riuscire a far andare avanti la sua, cioè per sponsorizzare l'azienda, cioè come fanno a dire che non è un lavoro? Ma Mi chiedo. Così lo stesso discorso vale secondo me per semplicemente sono degli stereotipi dove probabilmente Esatto. queste categorie non sono state inserite in precedenza e quindi bisogna un attimino dare una sveglia. Sono d'accordissimo con te. Prossima esibizione, periodo natalizio? Troppe. Me lo posso immaginare, per questo ve lo chiedo e mi farebbe un sacco piacere, insomma. Allora, ci esibiamo domani a Nuoro per il ventennale dell'UNESCO Bello. e poi saremo a Baressa Baressa il con 21. Zoe Pia. Baressa? Con Ok. Zoe Pia in concerto. Questi sono gli ultimi due, poi il 30 con Claudia Aru e non mi ricordo dove, A Seul. a Seulo. A Seulo, ok, bene, E quindi poi con la nostra Claudia. Riprendiamo il 2026. E In Germania, siamo andati in Quindi Germania. comunque girate in tutto il mondo, Sì, giusto? abbiamo la fortuna, sì. Bene, bene. Allora, io sono molto felice di avervi qui. Non so cosa farete tutti voi a Natale, qualcuno lavorerà, qualcuno tornerà nella sua dimora in famiglia, giusto? Giusto? Sì. Tu tornerai, Sì, io torno a immagino, casa. dalla tua famiglia, anche perché se non porti gas dai nonni... Al Resort 5 Stelle. Esatto, se la prende particolarmente. È stato un piacere avervi qua. Piacere nostro. Diciamo che il mio piccolo angolo si chiude qui, ma non finisce qua. Perché chi abbiamo? Aspettate, non so, chi c'è adesso? Abbiamo Gianmarco Diana, quindi lo aspettiamo a questo tavolo. Vi mandiamo un grandissimo saluto, mi raccomando seguiteci e seguite anche Rossa Senza Filtri, che poi a breve comunque riprenderà anche in altre forme. Ciao a tutti, a presto. Ciao. Ciao.